Buonasera a tutti, visiti voi, te nuova radio di Treicchi del suo mese di gennaio 2026. Bene, cominciamo da Sadia, la Dia si presenta luminosa, chissà idea illuminata dal sole, che stia a Vassanne, che aveva il pruso, come non bisogna manco postare da schibini prima, snide qualcuna gaima pacca roba, e insomma ripresenta una bella dia. E dimmi di non era sul Saravallo, 2 gradi temperatura massima, fa il grado sa minima, e poi mezzo coculato potete una dire, però come le nuvole sono sparite al di su tutto, ribinate scampiando gallo carcuna, ma a questo momento non ve n'ha nessuna. E diamo crasa è spalazzato tutto da dire, penso che poi dopo Zarbato ripresenta Carchinughe da 2 gradi al massimo e batto il grado sa minima. Amoso però non che mi manca su dall'Aspio scusate che lo manno quasi non ecco brutta figura non sto andando a finire non vesto oh porca miseria niente non vesto arrivato un attimo. Ecco qua. Ma per un po' poteva essere arrivato. Boh. Ecco qua. Che l'abbiamo rinviato. Dalle scritte che il morto Giorgio Buffa, ecco qua, questo è il suo manifesto, non solo riuscito a buscare una fotografia, ne danno il triste annuncio, la moglie Lucrezia Pitalesi, i figli Daniela con Bastiano, Pietro con Claudia, Marco Franco e i nipoti tutti. Ringraziano la dottoressa Irene Mele, Luisa Bandino, Lucia Mele, l'infermiera Maria Antonietta Amato, signora Patrizia Augusto per le amorevoli cure e per la continua assistenza prestata. Il funerale sarà celebrato il giorno 13, oie, presso la chiesa di San Domenico a Savia, numero ore 10. Dopo le funzioni religiose la salma verrà tumulata nel cimitero di Bitti, quindi è arrivata in Oc verso Sasunni che mesudie. E dimus però su Dolaspio chi l'ha scritto a 88 anni, che il morto Giorgio Buffa, marito di Lucrezia Pitalisi, babbo di Daniela, Pietro, Marco e Franco. Venite a mancare una tra figura manna della politica, della cultura politica vizzichesa, che ha lasciato sin al Fortese in Sosanna 60, 70 e 80. Consiglieri comunale e assessore per varie legislature, eletto per suo partito socialista, ha avuto una cultura politica onesta e forte, che è capace di comunicare e di articolare a Reino con convinzione e coerenza. Mai ha poi dimenticare l'intervento suo in Consiglio Comunale in controbattita con Azzara, con Chia e altri democristiani. A Reino Salto, sia da una banda che da satira, punnato su bene dessa vita. Visti TV tanto non bifiata e del corso rarero resta Paco, che ha servito canto vale sa democrazia politica, in particolare oggi che sa dimensione politica è uno disaccato. Sa missa come tamonate, sto elettrica Saldecche e San Domenico Savio e poi verso la giornata e mezza, a mezzodì arrivata su Camposanto dei vizi. Condolenze e pazienza, sa famiglia tutto da parte dei vizi TV. Amos un altro toccamento e dolore da dare in continente, probabilmente lamentate in tanto, San Ninfa, in Milano il 97 anni, non pensai a poca 97 anni, finché il morto a Ninfa Zoroglio, Bastia Pintori,
mamma di Tonino, Diana e Maruzza. Si interroga il mercoledì 14 a sa strese in sa creglia del suo Salvatore in Goreai. Condolenze e pazienza a sa famiglia tutto da parte del Bizzi TV. Bene, colamos a bella nova, scomo, e amos chi vamos a marcia de Sapacche, per Possapacche, il 25 di gennaio, organizzata l'Azione Cattolica Italiana, Diocesi di Nuoro. Programma le sadie, este, 9 mesi arrivano, poi a sa Zunnichi marcia de Sapacche, per Possapacche, poi dai chi partite da Piazza del Mercato viene a suo miracolo, il suo miracolo poi bessa missa, poi besso pranzo, a sa una e a sa 2:30 attività e preghiera finale terminata. Naturale, è chiaro che la marcia possa che non è solo posso spesso nella l'azione cattolica, ma poi tutti sono invitati a partecipare a questa marcia. Bella intervista a Don Totone che spiega appunto dei desiderata. Bene, colamos a su giornale e dimoritiamo di nuovo. Allora, la prima pagina dell'Unione Sarda, Italia e Germania insieme per ET, Einstein Telescope, firmato a Roma l'accordo tra Sardegna e Sassonia. Se cadono gli Ayatollah, questo è stato uno di Luca Leccis, un editoriale, l'Iran è come un muro solcato da crepe profonde, debole all'interno, isolato all'esterno, quel che non possiamo prevedere è da quale parte crollerà, quanta devastazione provocherà e chi sostituirà il regime. Così si è recentemente espressa Shido Abadi, attivista e magistrata iraniana insignita nel 2003 del Nobel per la pace, per l'impegno nella difesa dei diritti umani e della democrazia. E oggi particolarmente importante riflettere sul futuro possibile dell'Iran, quando le proteste stanno entrando nella seconda settimana. Io ho scritto pure un articolo, lo potete leggere a pagina mia, su pagina di Bustiano Composto. Il Cagliari affonda a Genova, l'Uvumbo spreca la palla del pari, poi scende il buio 3-0. Oh, yeah. Venezuela, Trentin verso l'Italia, scuola, la regione commissariata. Bene, andiamo a sa prima pagina della Nuova Sardegna, eccola qua, scuola, scontro col governo. Sardegna commissariata sul dimensionamento, Val di Tara scelta obbligata. Regione, noi andremo avanti, no ai tagli e ad altri accorpamenti. Sardegna e Sassonia, accordo per ET. Un Cagliari timido viene travolto dal Genova. Oh yeah. Entramos in queste pagine, allevatore ucciso a coltellate, a fine mese la sentenza d'appello. È già successo, naturalmente non è successo ieri, ma è successo da Emeta per l'omicidio Carai, a processo i fratelli Mauro e Giuseppe Contera. Oh yeah. Andiamo da innanzi, Nuoro. Lo spostamento dei detenuti mortifica il diritto alla difesa. È chiaro che poi pone soldi su 41 bis che piccano un Galeotto Sardo che lo spiccano a Tirue e poi lo assistere, è chiaro che l'avvocato li deve spostare. L'intervento di Lorenzo Solo, presidente dell'ordine forense. Einstein Telescope a Lula, sì all'intesa con la Sassonia. A Roma la firma dell'accordo tra Regione, Ministro e Stato tedesco. Il piano, realizzare 2 impianti per battere la concorrenza olandese. Todde, candidatura al punto cruciale. Bernini, investimento strategico. Alla fine hanno deciso di giocare insieme Italia e Germania, l'una a fianco all'altra, non più contro, in testa però sempre l'obiettivo della vittoria e per raggiungerla ecco l'accordo strategico che prevede la realizzazione congiunta dell'Einstein Telescope ET con un impianto in Sardegna della miniera lulese di Sosenato,
e l'altro a Bautzen nell'Alta Lusazia in Sassonia. Ieri a Roma la firma sulla cooperazione per provare a battere l'Olanda. La terza candidata, sorrisi, foto di rito e scambio di regali nel Ministero dell'Università e della Ricerca, dove la padrona di casa Anna Maria Bernini ha ufficializzato il patto politico accanto all'omologo sassone Sebastian Gemkov. Per le due regioni i presidenti Alessandra Todde e Michel Krestmer, collegato in remoto. E va bene la proposta, da qui il piatto italiano-tedesco, il rilevatore in Sardegna e l'altro in Sassonia. Recupererebbero il modello degli attuali impianti americani del progetto LIGO, divisi tra lo stato di Washington e la Louisiana. Hanno il vantaggio di massimizzare la sensibilità nella ricerca dei segnali gravitazionali, i quali nella sostanza derivano da eventi cosmici violenti, ma sulla Terra arrivano solo gli echi, variazioni di una frazione di miliardesimo del diametro di un atomo, si legge nelle carte progettuali. Questo per via delle dimensioni che ha l'universo. Solo quello osservabile ha un diametro stimato di 93 miliardi di anni luce, con un raggio di 46. L'uomo, sino ad oggi, di questo spazio considerato infinito, conosce appena il 5%. Dell'altro 95% non si sa nulla. L'ET è la scommessa sulla conoscenza della materia e dell'energia oscura, sino a comprendere alla comprensione del Big Bang, l'origine dell'universo che sarebbe avvenuta 13,8 miliardi di anni fa. Cioè, cosa veramente fantasmagorica, che interessante dal suo punto di vista scientifico. Il sogno di ascoltare in silenzio le onde gravitazionali. Scartate le ipotesi Gran Sasso e Agrigento, ha sospettato le condizioni ideali. Ma proprio come mi è arrivato in un messaggio del complottismo sardo, in un me mi ha chiesto un conto del complotto, il vario, armas, eccetera, eccetera, e così via, e che hanno io a conservazione minare chi devo studiare. Ma io infatti ammetto di essere stonto e tonto, più tonto te che puoi scrivere qualche cosa, studia. A Nuoro pronto lo sbarco dei primi centri di ricerca. Comuni e provincia, interventi per potenziare la ricettività. Gli imprenditori, subito atti concreti su formazione e viabilità. Però, gli umori. Il paese fa fiducia e scetticismo sul futuro promesso dell'ex miniera, ma qui gli scienziati non li abbiamo mai visti, cioè non lo hanno visto sull'Uber, e Gallo de Manco lo abbiamo visto in bici, cioè dunque caleste esatto, cosa che chiamano ricaduta di tutto questo HH, cioè sinni di qualcuno o poi scienziato e personale scientifico eccetera eccetera hanno a alloggiare in Olbia, in Rosei, in Nugoro e in Ocche, quindi restiamo solo che si impianto, questa sa di manna, cioè chi esponendo a sopranzo esponendo il territorio di vista, onani è l'ovra. Ma chi è mannegati soprato? Tutti no che è il suo problema. È una pagina bianca tutta da scrivere, quella che riguarda la comunità di Lula dinanzi alla prospettiva dell'Einstein Telescope a Sosenato. Il paese sembra immobile dentro la bolla delle attese. Da una parte c'è chi crede ai mutamenti sociali ed economici, dall'altra la percezione non ottimistica di un futuro che garantisca soluzioni al territorio. Gian Pietro Piras ha un piccolo hotel, è ottimista, penso che l'ET porti con sé un indotto in grado di modificare le sorti del paese. La politica deve trovare i fondi diretti o indiretti da destinare agli operatori che vogliono investire e creare le infrastrutture.
Per Domenico Fumagalli del McLuhan l'Einstein rappresenta una grande opportunità. Nel 2025 abbiamo avuto circa 3.000 visitatori. I dati sono destinati ad aumentare con ET, poiché arriveranno visitatori da tutto il mondo. Di segno opposto le parole di Ciriaco Corrias, architetto che ha lavorato a Siviglia prima di tornare qui. Ciò che viene proposto come progetto salvezza in un territorio con la successiva inondazione di fondi da parte del governo mi fa temere che qualcosa non vada per il verso giusto. C'è un movimento che vuole convincere una comunità a cedere il proprio territorio in nome di una non meglio identificata volontà di cambiamento. Il ricordo della fabbrica di Rovelli fa ancora male, dice Gianni Arrigo, presidente della Proloco. Gli scienziati in paese non si vedono, sebbene siano presenti dal 2010. Alloggiano da Rosei, e Nuoro e a Lula forse non bevono nemmeno un caffè. Non si stanno affrontando i problemi per infrastrutture in grado di accogliere i visitatori e alla fine succederà che se va in porto verranno da fuori con i soldi pronti a investire a casa nostra. Costantina Boe, ingegnere ambientale e referente del CEAS, narra: nutro perplessità sui benefici reali alla comunità che ipoteca Sosenato. Mi domando quali siano gli obiettivi di crescita e le prospettive per i giovani in termini di professionalizzazione e se davvero, al di là del lustro internazionale che il sito potrà garantire, sia davvero in grado di portare benefici economici. Sono di mano lecita, scusa da chi sono, che hanno, al di là del suo complottismo, che non vinta nulla, che sono un po' più fantasia adolescente che io che sa conca invasa de chimeras e pro esistere ne inventatate le chimere. Questo al di manna da chi bisogna in articolo di Mariangela Dui, però sono tutto canta le mantennere via, insomma. La finanziaria arriva in consiglio, no? Che danno adesso via Crucis della finanziaria, il testo oggi in aula tra le polemiche dell'opposizione. I lavori sono fissati per oggi alle 9:30, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali si riuniranno per la seduta congiunta sullo stato delle autonomie della Sardegna, ma i punti caldi all'ordine del giorno riguarderanno sicuramente l'esame della finanziaria. Alle 10:30 arriverà all'attenzione dell'Aula la nota di aggiornamento al documento di economia finanziaria relativo alla manovra di bilancio 2026-2028. E Goi e Zicchini affannare, palleggiano e tornano a palleggiare. Scuole, il governo commissaria l'isola. Todde, scelta sbagliata. Portas, difendiamo la nostra specificità. Il Ministero, risorse a rischio. Regione sotto accusa, insieme ad altre 3, per la mancata approvazione del dimensionamento, che può essere un ridimensionamento, più che dimensionamento. C'è anche la Sardegna tra le 4 regioni commissariate dal governo per mancato rispetto dei piani di dimensionamento scolastico previsti per il prossimo anno. Toscana, Emilia Romagna e Umbria, anche se amministrate da coalizioni di centrosinistra, completano l'elenco delle inadempienti. La decisione del Consiglio dei Ministri, comunicata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, si inserisce nel quadro delle riforme previste dal PNRR, volte ad adeguare la rete scolastica alla popolazione studentesca, su base regionale. Il Ministero sottolinea che la misura riguarda esclusivamente la riorganizzazione amministrativa e non comporta la chiusura di plessi, ma il mancato adempimento rischia di compromettere le risorse già erogate. Accorpamenti già fatti. Ieri a Palazzo Chigi anche i rappresentanti della Sardegna hanno esposto al governo le criticità locali. L'assessora regionale alla pubblica istruzione, Ilaria Portas, ha ricordato che l'isola ha già avviato una significativa riorganizzazione negli ultimi 3 anni, accorpando 36 autonomie scolastiche.
Emergenza infermieri e pazienti in corridoio, ospedali al collasso. La denuncia del sindacato Nur Sindhi al Brozzo, medicina fuori controllo. Blackout in sala, salta l'intervento, e così stincaglia. Siamo al terzo mondo. 15 minuti di blackout, il generatore di emergenza non si attiva e le sale operatorie vanno in blocco. Una paziente sotto anestesia, in attesa di un intervento programmato, è stata risvegliata e l'operazione è slittata. L'emergenza è scattata ieri mattina intorno alle 10:40 al Brozzo nel blocco 3. È mancata la corrente e naturalmente sul generatore di scorta non è spartito. Ogliastra, mammografie sospese, scaduti i contratti del personale sanitario. Sardegna USA, mercato dai due volti. Pesano i dazi e la concorrenza estera, numeri positivi, ma c'è preoccupazione. Crescono le esportazioni dell'agroalimentare, crollano quelle del manufatturiero. Viaggia a due velocità differenti. Il mercato delle esportazioni dalla Sardegna verso gli Stati Uniti sono solide, le vendite del micro, medie e piccole imprese, in particolar modo i settori dell'agroalimentare e dell'artigianato, sono invece crollate quelle del manifatturiero. Auto elettrica, c'è intesa. Cina-UE, linee guida sui prezzi, accelerano le consultazioni Cina-UE per risolvere la controversia sulle importazioni di veicoli elettrici. Entrambe le parti ritengono necessario fornire linee guida generali sugli impegni sui prezzi per gli esportatori cinesi che esportano veicoli elettrici a batteria per passeggeri nell'UE, consentendo loro di affrontare le relative preoccupazioni in modo più pratico, mirato e coerente con le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. In effetti, l'annato viene accustomato in Saradia, ma non si scrive quali sono i termini di questo accordo. Caligaris, conclusi i lavori a Utta, inizia l'era dei detenuti 41 bis, cioè colonia del GAE. Nel carcere cagliaritano mancano solo gli arredi e le attrezzature dell'infermeria. La Presidente di Socialismo, Diritti e Riforme, a breve arriveranno i primi boss, cioè praticamente tutto su Bailam, su una contra, cioè non è servito a nulla, poi quando gli arriva a t'ordine dal cucureggio, tutto latenti. Un orecchio europeo sul Cosmo, le tappe fondamentali di ET, tra scienze ed economia e cultura. Dall'idea nata nel 2008 alla sfida tra territori per la maxi struttura, cioè no, che stiamo vedendo sempre del Science Telescope, intuizione e visione, eccetera, eccetera, non abbiamo già dato a sufficienza. Bata spagina. Export negli USA, crescono le PMI, i dazi, piccole e medie imprese, i dazi congelano il manifatturiero, cioè invece il manifatturiero Amus problema Confartigianato, più 5,6% nel primo semestre del 2025. Per le piccole e medie imprese Meloni, gli americani apprezzano l'agroalimentare di nicchia e l'artigianato. Nell'isola cresce il mercato del lavoro, aumentano le assunzioni e i tirocini. L'assessora manca, segnale forte e incoraggiante per tutte le fasce d'età. Questo ne siamo scontenti. Iran, oltre 600 morti nelle proteste. Trump, valutiamo opzioni forti. Il presidente degli USA dice che Teheran è comunque pronta a negoziare. Diciamo chiaramente che cadesi di scampare.
Mentre Donald Trump rilancia le minacce contro il regime degli Ayatollah, il bilancio delle vittime durante le proteste antigovernative in Iran continua a salire. A 16 giorni dall'inizio della nuova ondata di manifestazioni sono almeno 648 i manifestanti uccisi, tra cui 9 minorenni. A riferirlo è l'organizzazione non governativa norvegese Iran Humans Rights. Rendono noto che i feriti sono migliaia, ma alcune fonti non confermate suggeriscono che il numero delle vittime potrebbe essere ben più alto, con stime che superano le 6.000. Le persone arrestate durante le proteste sono oltre i 10.000, cifre che non lasciano indifferente la Casa Bianca, che sta valutando la possibilità di risposte. Da parte di Trump ha dichiarato che Teheran vuole negoziare. Penso siano stanchi di essere maltrattati dagli Stati Uniti e che un incontro in preparazione, ma dall'altra non esclude l'intervento militare. L'esercito sta valutando alcune opzioni molto forti, ha sottolineato Trump. Teheran ha confermato che esiste un canale di comunicazione aperto con gli Stati Uniti. Il principale interlocutore è l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, che secondo Axios è stato contattato nel fine settimana dal ministro degli esteri iraniano Abbas Araghi. Caregiver, sono un corso che assiste un solo anziano, ha approvato il DDL, ora via all'iter in Parlamento. Dopo 10 anni in cui sono naufragate tante proposte di legge, finalmente il governo vara una norma per la dignità e il riconoscimento di tante persone che amano, che curano e non vogliono essere sostituite, ma affiancate in questo complesso compito di cura e di vita. Lo annuncia la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. Si tratta di una legge a tutele differenziate che parte dal caregiver familiare convivente e prevalente per riconoscere tutti i caratteri familiari e il loro impegno per dare risposte, servizi e sostegni a tutti coloro che sono coinvolti, e quindi basta una legge, poi parlarne in merito. Dimensionamento scolastico, il governo commissaria l'isola. L'assessora Portas, noi andremo avanti, no a nuovi tagli e ad altri accorpamenti. Scontro col ministro Valditara, scelta obbligata per gli impegni con l'UE e PNRR. Todd, non chiuderemo alcun plesso. Le aree interne meritano rispetto. La governatrice ribadisce la linea politica. Faremo di tutto per opporci. Ma, insomma, pare che poi non si tratta dei corsi, non si tratta di un ridimensionamento del sottofisso e non del sosplesso. Insomma, vabbè. Vediamo. Calligaris, conclusi i lavori di Utah, inizia l'era dei detenuti 41 bis. In occasione sempre ST, un orecchio europeo sul cosmo, le tappe fondamentali di ET tra scienza, economia e cultura, dall'idea nata nel 2008 alla sfida tra territori per la maxi struttura. Abbiamo già colato di nuovo, però, abbiamo già colato, scusate, ma devo tornare da innanzi. Giustizia, referendum il 22 e 23 marzo e scontro via ai ricorsi. La decisione del Consiglio dei Ministri, M5 Stelle, date troppo vicine, hanno paura. Cioè, la sono por rende diretto, in modo tale che come non bisogna dare il tempo di pensare, di organizzare dibattiti in merito, e quindi sono impressanne pro andare sul risultato che la demoscopia l'il data la vittoria, e quindi la Kerene con l'ire diretta. Dazi al 25%,
a chi commercia con l'Iran. In occasione dell'Iran Policy America, Trump lancia l'offensiva economica, ma l'opzione militare resta sul tavolo. A Minnesota, gli Ayatollah chiedono contromanifestazioni nelle piazze e criticano la linea dell'UE. Ex leader nazionalista Corso ucciso al funerale della madre. E questo sta Alan Orsoni, che no, Orsini, centrato da una fucilata, aveva lasciato la politica per il business. In effetti prima Ito, un militante del FLNC, del suo gruppo armato Corso, ma poi si è esposto in affari. L'ex militante nazionalista Corso, Alan Orsoni, riconvertitosi al business ed ex presidente dell'Athletic Club Ajaccio, è stato ucciso ieri durante i funerali della madre nel villaggio di Vero, nel dipartimento della Corsica Sud, della Corse du Sud. I fatti sono stati confermati all'agenzia France Presse dal procuratore di Ajaccio, Nicola Sepp, che ha aperto un'inchiesta per l'omicidio in banda organizzata. Lo sparo intorno alle 16:30, Orsoni sarebbe morto sul posto, riferisce una fonte vicina all'inchiesta. L'assassino ieri sera era ancora in fuga. Secondo quanto riportato il Corriere della Sera, citando il canale del BFM TV, il leader nazionalista è stato ucciso con un solo colpo di fucile sparato da lontano. Questo quanto risulta dai primi accertamenti. A premere il grilletto un sicario sbucato all'improvviso da dietro alcuni alberi. Noto nell'isola per il suo fiuto politico, l'ex militante indipendentista 71enne aveva lasciato la Corsica nel 1996 in piena guerra fratricida in seno al movimento indipendentista. Aveva vissuto 13 anni in Florida, poi in Nicaragua e in Spagna. Poco dopo il suo ritorno dall'esilio, un progetto di omicidio contro di lui venne sventato dalla polizia francese nell'estate del 2008 e Guy è sternato, insomma, poi l'hanno morto pure nuvrate e così via. Andiamo alla sua ultima cosa, Einstein Scope, Sardegna e Sassonia progettano il futuro ed è, scusate, siamo stati in dai secoli, invece siamo in Oca, e l'ultima nuova questa vedale e abbiamo finito sitte nova de oie. Non va nessun commento e quindi tancamos sitte nova. Sperando che siete inteso, ma sul microfono gliela ho visto varzi anni e quindi che renarreschi è il funzionante. A mezzo bideledi e buon a tutto da Bizzi TV. Adioso e mezzo.